Prima di lasciare la parola ad altri interventi liberi, volevo dare la parola a Gisella Trincas per una puntualizzazione su quelli che sono non solo gli obiettivi della nostra organizzazione, ma anche le proposte che non sono nate ieri, ma è da tempo che ripetiamo in varie lingue e in vari periodi quelle che sono non delle cose nuove e innovative, utili per il miglioramento dei servizi, ma ripetiamo talvolta il rispetto di norme che esistono già e l'applicazione di leggi che rendono ancora illegale il nostro stato dei servizi di salute mentale. Gisella Trincas. Allora, volevo un po' così precisare alcune questioni, quindi in modo particolare, come diceva Roberto, quello che è il quadro di riferimento delle criticità che noi abbiamo messo in evidenza e portato all'attenzione dei rappresentanti istituzionali a tutti i livelli, ma indicando anche delle strade, quindi facendo anche delle proposte concrete per affrontare tutti insieme questa questione e trovare i dovuti rimedi. Il primo punto, la prima questione critica che noi ormai già da un po' di tempo abbiamo rilevato, che è stato anche ripreso da alcuni interventi quest'oggi, è la questione dell'assenza nell'agenda politica della questione salute mentale. Non esiste più in nessuna agenda politica, nell'agenda politica del governo nazionale, nell'agenda politica dei governi regionali, compresa la nostra regione. Questo fatto qua, quindi aver perso di vista la questione salute mentale, nonostante sia una delle questioni di importanza prioritaria nel nostro Paese, ha determinato quella disattenzione, quindi quello scadimento della qualità dei servizi e dell'organizzazione dei servizi. Quindi l'assenza di attenzione, l'assenza di programmazione nel campo della salute mentale, al di là di quelli che sono i documenti della conferenza delle regioni, che però hanno altri obiettivi, no? Che è quello chiaramente del controllo della spesa pubblica, ha determinato quindi praticamente un'involuzione culturale. Quindi i servizi si sono impoveriti dal punto di vista finanziario, quindi sempre meno risorse ai servizi, ma anche dal punto di vista professionale e culturale, perché si sono impoverite le piante organiche, quindi piante organiche già sottostimate negli anni dei progetti obiettivo. Quindi il progetto obiettivo 98, 96, 98, ma anche quello in modo particolare evidenziava dei numeri precisi che bisognava garantire nella organizzazione dei servizi di salute mentale, quindi quelli che erano già sottostimati rispetto ai bisogni di allora sono ulteriormente ridotti in questi anni, anche con gli esempi che facevi tu, Vito. No, chi è che lo faceva l'esempio? Tu. Possiamo assumere uno psicologo quando se ne dimetteranno 5, e questa è una delle situazioni più gravi che noi come movimento delle associazioni dei familiari abbiamo registrato in Italia, in ogni regione d'Italia, nessuna regione esclusa. Quindi ovunque abbiamo un problema molto grave di piante organiche, e all'interno delle piante organiche l'altra grave criticità è che praticamente sono sparite
quelle figure professionali più orientate verso appunto i percorsi di ripresa, quindi i percorsi terapeutico-riabilitativi. In modo particolare sta sparendo dalle piante organiche la figura dello psicologo, la figura dell'assistente sociale, e non esiste quasi da nessuna parte la figura del terapista della riabilitazione psichiatrica. A fronte di questo c'è appunto quindi un arretramento culturale determinato comunque anche da questo, quindi dalla povertà di risorse umane e di risorse finanziarie. E questo è uno degli aspetti gravi che noi abbiamo portato all'attenzione delle istituzioni a partire dal documento che ho firmato poco più di un mese fa e ho inviato a tutti i rappresentanti del governo centrale, a partire dalla ministra della salute, ma anche a tutti i presidenti delle regioni, agli assessori regionali alla sanità e a tutte quelle istituzioni con le quali noi continuiamo, nonostante tutte queste difficoltà, a confrontarci, in modo particolare la Commissione Sanità del Senato, la Commissione Diritti Umani del Senato e il Comitato Nazionale di Bioetica. Con questi 3 organismi istituzionali molto importanti noi abbiamo mantenuto negli anni un'interlocuzione e anche uno scambio abbastanza importante, abbastanza produttivo, perché questi 3 organismi la pensano esattamente come noi su la gravità dello stato dei servizi di salute mentale in Italia e anche su quelli che sono le azioni da mettere in piedi per riparare a questo stato di cose. L'altro punto che noi abbiamo denunciato in questo nostro documento, che costituisce una questione di gravità a nostro parere, è questa questa funzione, questo intervento prevalente che i servizi territoriali di salute mentale stanno assumendo in tutto il territorio nazionale, più o meno. Poi è chiaro che ci sono delle differenziazioni, degli interventi di qualità, altri modi, insomma, di intendere anche i percorsi terapeutici riabilitativi, però in linea di massima nei servizi funziona così, che l'intervento è prevalentemente di tipo farmacologico ambulatoriale. Questo lo diceva anche nel suo intervento chi è che parlava della questione comunque delle persone che perdono anche, ad un certo punto, anche la capacità di stare nelle relazioni, insomma, di stare nelle questioni. La questione della organizzazione degli interventi territoriali prevalentemente sull'aspetto farmacologico ha un altro elemento di gravità al suo interno, che è determinato dal privilegiare l'intervento farmacologico depot. Questo viene registrato ovunque, dappertutto in Italia ci viene segnalata questa ulteriore caratteristica dei servizi territoriali di salute mentale strutturati prevalentemente su questa tipologia di intervento. Si sceglie la strada del depot, perché la strada più semplice: io ti faccio la fiala una volta al mese, poi ci vediamo per la somministrazione della fiala, poi di tutto quello che accade a questa persona, quindi la qualità della sua vita, i percorsi che non esistono, le conflittualità all'interno della famiglia che permangono, non sono di interesse sanitario. La fiala depot ha, a nostro parere, un limite grave, che è il limite del non riconoscimento della responsabilità che le persone si devono assumere rispetto alla loro cura, alla
la responsabilità di aderire alla cura in modo consapevole e partecipato. La fiala de Po è vissuta come un'imposizione. Se non fai la fiala scatta il ricovero. Diverse persone denunciano questo, ci segnalano questo, e questo è un grave campanello d'allarme. Noi privilegiamo quando serve, nel limite in cui serve, per il tempo che deve essere secondo noi definito. Noi privilegiamo l'assunzione della terapia per bocca, cioè noi privilegiamo l'assunzione della responsabilità diretta delle persone, ad assumersi la responsabilità della cura, non l'imposizione della cura attraverso la fiala de Po. E di questo aspetto abbiamo, che sta dentro il documento che abbiamo inviato alle istituzioni, abbiamo discusso molto all'interno del Comitato di Bioetica. E una delle questioni che noi abbiamo sollevato, sempre legate a questa forte caratterizzazione dei servizi sull'aspetto prevalentemente medico-farmacologico, noi abbiamo evidenziato anche un altro aspetto che ci preoccupa molto e poi determina quelle conseguenze, no, nelle persone. Perché poi gli esiti di quegli interventi nessuno li conosce, cioè noi li conosciamo perché li vediamo, no? Sui nostri familiari, però non vengono monitorati, quindi non vengono esplicitati quali sono poi gli esiti di quegli interventi. Quindi un intervento prevalentemente farmacologico che mette in campo una quantità di farmaci a parer nostro elevatissimo. Facciamo un esempio. Noi sappiamo da diversi professionisti della salute mentale, ma in modo particolare dall'Istituto di ricerca Mario Negri, con cui ci confrontiamo abbastanza spesso e che curano anche la formazione della nostra organizzazione nazionale, che non si devono mai associare due neurolettici insieme e meno che mai associare ai neurolettici, quindi 2-3 neurolettici insieme, anche gli stabilizzatori dell'umore, gli antidepressivi, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi capita che un numero elevato di persone assume un numero elevatissimo di sostanze di questo tipo. E anche nell'ultima audizione che ho fatto al Comitato Nazionale di Bioetica, questa cosa è emersa perché l'ho esplicitata, e il presidente dell'Istituto Mario Negri ha ribadito, lui è uno dei componenti del Comitato Nazionale di Bioetica, ha ribadito quella che è la posizione scientifica dell'Istituto Mario Negri, quindi sulla attenzione, sulla prudenza e sulla responsabilità che i servizi devono esprimere sull'utilizzo dei neurolettici, degli psicofarmaci in generale. Con noi riteniamo che ci sia, per una molteplicità di ragioni, che ci sia questa cattiva pratica nei servizi territoriali di salute mentale. L'altro aspetto preoccupante è, ma anche di questo si è parlato molto oggi, il ricorso alla residenzialità, quindi a inviare le persone nelle strutture residenziali, e una stessa persona si ritrova nell'arco della vita anche a dover girare un numero elevatissimo di comunità terapeutiche, e questo è determinato, a parer nostro, proprio dalla struttura dei servizi, da come i servizi sono organizzati, dalle risorse che i servizi hanno a disposizione per poter sviluppare percorsi terapeutici riabilitativi individuali. Per costruire un percorso terapeutico riabilitativo individuale da seguire
costantemente da monitorare, da rivisitare, da migliorare, da ridefinire ogni volta che deve essere ridefinito, occorrono risorse umane e occorrono risorse finanziarie. Quindi l'assenza della possibilità concreta di costruire percorsi terapeutici riabilitativi individuali, ciascuno è una persona singola con la sua storia, con i suoi percorsi, con le sue possibilità di miglioramento. Quindi la non possibilità concreta di fare questo determina che cosa? Determina una condizione di cronicizzazione di quella situazione. Quindi le persone rimangono ancorate ai servizi territoriale di salute mentale per tutta la vita, con quel tipo la stragrande maggioranza delle persone, poi ci sono ovviamente delle eccezioni, però rimangono per tutta la vita ancorate ai servizi territoriali di salute mentale con questo quasi esclusivo intervento farmacologico. Quindi porre queste questioni stanno diventando di fondamentale importanza. Quindi cosa fare? Questo nostro documento ha prodotto zero, quindi nessuno ha risposto al documento di denuncia ma anche propositivo dell'UNASAM. Vi do questa informazione proprio per segnare il livello della responsabilità istituzionale. A questo documento, quindi inviato a tutte queste istituzioni per posta PEC, quindi in forma ufficiale, ha risposto solo un presidente di regione, uno. Quindi tutte le regioni, quante sono? 19 più le 2 province autonome, ha risposto e anche in maniera puntuale, dettagliata, rispondendo punto per punto alle nostre questioni e facendo anche delle proposte, la Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, la Serracchiani. Allora, ha risposto solo ed esclusivamente la Serracchiani. Noi avevamo già preso una decisione prima di inviare questo documento al Ministero. Abbiamo pensato che se il Ministero non avesse risposto e le regioni non avessero risposto, come poi è accaduto, che noi avremmo fatto quel lavoro di cui abbiamo parlato anche oggi. Allora, bisogna che noi persone, noi organizzazioni, noi cittadini, noi operatori, noi forum, ci assumiamo la responsabilità di fare quello che avrebbe dovuto fare il governo, e cioè di convocare una conferenza nazionale sulla salute mentale che chiamasse tutti quanti noi a ragionare insieme su questa analisi che credo che sia ormai condivisa da tutti, e provare noi ad indicare al governo che verrà, a questo che resterà, non lo so che cosa accadrà in Italia e nelle nostre regioni, a provare ad indicare noi le strade, le soluzioni, no? Che poi stanno anche già dentro i documenti che abbiamo, ad esempio i progetti obiettivo. Ma se noi non costruiamo la mappa di quello che è realmente lo stato dei servizi di salute mentale in Italia, cioè con dati chiari, scientifici, che nessuno può contestare, allora noi forse, presentando una chiara fotografia di quello che è lo stato delle cose in salute mentale in questo paese, possiamo anche provare poi insieme a indicare le strade, a indicare dei percorsi possibili. Ognuno di noi ce li ha già nella testa, ovviamente, quelli che devono essere i percorsi possibili e le strade. Manca una
decisione collettiva, manca questo, cioè come è avvenuto nel 2001 quando abbiamo fatto la prima conferenza governativa sulla salute mentale, che eravamo tutti insieme a dire le stesse cose e tutti insieme anche al governo centrale abbiamo tracciato quelle che dovevano essere le strade del cambiamento, quindi con i ministri, col governo, col Parlamento, con le regioni. Era stato un lavoro anche preparatorio molto importante. Ecco, credo che noi dobbiamo un po' ripartire da lì, quindi proporre noi, lavorando ognuno nel proprio territorio, ognuno nella propria regione, quindi lavorando in rete insieme, dobbiamo rilanciare questa idea della conferenza nazionale sulla salute mentale, perché altrimenti il rischio è che noi continuiamo a stare in situazioni di crisi grave, le regioni non hanno nessuna possibilità di cambiare questo stato di cose, perché comunque ci sono anche le scelte di livello nazionale, no? Il fatto che comunque le regioni non possono accedere alle risorse, di conseguenza limitano l'accesso delle risorse anche alle aziende sanitarie. Voi lo sapete che le ASL ricevono dalle regioni ogni mese una quota di denaro per poter sostenere le spese sanitarie? Ogni mese ricevono una quota di finanziamento limitato, quindi le aziende sanitarie non possono fare nessuna programmazione. Ricevono quei denari che servono per pagare quelle spese e non di quel momento, ma di mesi già passati, e questo sta accadendo in tutte le regioni d'Italia. Quindi il cambiamento, ma il cambiamento forte, proprio di forte capovolgimento di questa situazione, deve partire chiaramente dal livello nazionale. Quindi la proposta che noi facciamo è questa, un po' di contarci, di metterci insieme, provare a ridisegnare la mappa di quello che è realmente il sistema salute mentale in Italia, affiancandola alla mappa di quelle che sono le cose belle, importanti, che comunque in tanti si è riusciti a fare in diverse parti del territorio, proprio per dimostrare che è possibile affrontare le questioni della salute mentale in modo diverso, dando risposte reali ai bisogni delle persone. Ecco, prima di magari aprire il dibattito, volevo riproporvi questo quadro anche generale di riflessione, per evitare anche di restare concentrati sul locale, quindi sulle piccole questioni di ognuno di noi, ma avere invece uno sguardo ampio, con la consapevolezza che questa è proprio una questione generale di grave crisi che attraversa tutto il paese e non solo la Sardegna.